Allora, cari telespettatori, stiamo analizzando le priorità per riuscire ad emergere da una situazione di grave criticità che riguarda moltissimi cittadini. Segretaria, Margherita Miotto ha elencato un'analisi sulle preoccupazioni degli italiani, e tra il primo posto c'è la sanità, e questo fa capire anche che vuol dire che gli italiani non sono così giovani, perché il giovane non si preoccupa in generale della sua salute finché non viene toccato direttamente. E poi di conseguenza rinuncia alle cure e tutto quello che ne consegue. Parlava di retribuzioni, quindi di gratificare maggiormente il personale sanitario, le OSS, gli infermieri, i medici, eccetera, per poter avere maggiore efficienza e una maggiore risposta a quelle che sono le istanze che da qua in avanti continueranno ad aumentare. Con che risorse? Perché voi dite ci deve essere anche il fondo per l'autosufficienza che non ha risorse, c'è anche questo, insomma ci sono tante criticità. Sì, a cosa si rinuncia? Ci sono tante problematiche, ma come diceva Margherita bisogna anche invertire la rotta e iniziare comunque da qualche parte, perché insomma i problemi sono tanti, abbiamo visto dai medici, dalla carenza di medici di medicina generale, che sono il primo presidio rispetto a cui i cittadini insomma hanno di prossimità, ma anche una persona che conosce diciamo i propri pazienti con i quali insomma ci si fida. Ma ci lì si non c'è affida. l'appeal della professione, cioè i giovani non attira a fare il medico di medicina bisogna generale. rendere attrattiva anche questa professione, non solo questa professione, insomma lo ricordava prima anche Paolo, ma infermieri, gli stessi OSS. Bisogna farlo sicuramente aumentando gli stipendi, ma garantendo anche a questi lavoratori e queste lavoratrici un lavoro, o meglio le condizioni di lavoro che siano sopportabili, perché abbiamo visto che dalla pandemia in poi non siamo diciamo ai livelli pandemici, ma ci siamo molto vicini. C'è tutta la questione anche da risolvere rispetto alle liste d'attesa, il fatto che le persone proprio anche per mancanza di personale non possono accedere non solo alla prevenzione, ma a volte anche a prestazioni e a visite che servono per curare la malattia che è già in atto. Da qualche parte bisogna iniziare, le risorse si trovano, magari si fanno delle rinunce rispetto ad altre tematiche, ma per questo si possono assolutamente trovare. Non è uno slogan quello di dire facciamo una vera battaglia per contro l'evasione e l'elusione fiscale e aggiungo anche contributiva. Qui in Veneto nel 2024 ci sono dei dati spaventosi rispetto a questo. La Guardia di Finanza ha fatto tantissimi controlli e ha trovato evasione fiscale e contributiva per milioni. E addirittura insomma, il recupero è lento, ma si deve e si può fare, perché non solo in Veneto ma anche in Italia insomma, le cifre sono spaventose, altro che finanziarie, insomma, quindi anche da lì si può recuperare, ma i tempi di recupero sono talmente lenti che alla fine gli altri problemi però si possono fare anche delle azioni, e parliamo in Veneto subito da domani, pensiamo all'addizionale regionale, insomma dell'IRPEF, pensiamo all'IRAP. Se noi ci confrontiamo ad altre regioni ci sono dei provvedimenti dove si possono recuperare anche per i redditi diciamo maggiori anche delle risorse che possono essere destinate ad esempio al fondo della non autosufficienza. Noi abbiamo diciamo, una legge regionale che è stata conquistata, devo dire, con delle grandi battaglie del sindacato e dei sindacati unitariamente, che ad oggi purtroppo, nonostante sia finanziata e abbia insomma anche cospicue risorse, non riesce a rispondere a tutti i bisogni di una popolazione anziana e in crescita. Dobbiamo ricordare che tantissime famiglie rispetto a questo, non solo persone non autosufficienti, si stanno impoverendo e magari rinunciano loro stessi alla salute. Ecco, è anche bene ricordare che quando si parla di non autosufficienza tante persone pensano direttamente diciamo ai centri di servizio, alle case di riposo, ma ricordiamo che la stragrande maggioranza delle persone anziane
è accudita e curata in casa, spesso da delle persone che sono parenti, i caregiver, tra l'altro non riconosciuti neanche nella nostra regione. Noi non abbiamo una legge diciamo che riconosce la figura del caregiver, quindi a totale diciamo, peso delle famiglie. Dall'altra parte possiamo avere delle assistenti familiari, le cosiddette badanti, che si occupano diciamo, dei nostri anziani, delle nostre anziane. Spesso anche queste donne, perché sono quasi la totalità donne, tra l'altro straniere, non hanno diciamo, un titolo di studio o comunque professionalmente magari certo. Non sarebbero così adeguate per diciamo, accudire un anziano o un'anziana che poi ha una serie di problematiche che si riscontrano. In casa di riposo, nei centri di servizio, arrivano le persone che in casa non riescono più a starci perché passano diciamo, in una condizione sanitaria importante che in questo caso le famiglie non riescono più a sostenere. Tra l'altro anche questo va ricordato, spesso chi va in casa di riposo purtroppo non resta neanche un anno, quindi vuol dire che sono casi anche pesanti che le famiglie non riescono più a sostenere. Ma anche qui, sia a casa che nelle case di riposo, nei centri di servizio, sono costi che non tutte le famiglie si possono diciamo, permettere. Infatti qua stiamo parlando di dare una retribuzione maggiore al personale certo. sanitario, aumentare, però certo. i soldi non ci sono. Però questo vorrebbe anche dire non solo si trovano, non solo diciamo, anche cambiare un paradigma rispetto al lavoro di cura, perché anche su questo si può diciamo, creare una professione e un vero lavoro che non sia più lasciato in mano, diciamo, un welfare, possiamo dire familiare, privato. La cura non è un fatto privato, deve diventare il lavoro di cura una situazione, diciamo, è un lavoro importante e anche pubblico, socialmente certo. pubblico, quindi anche rispetto a questo, insomma, si deve investire, insomma, perché poi anche giovani generazioni, non solo, si possono approcciare a questo tipo di lavoro. Però sempre il solito discorso dell'appeal delle professioni per i giovani, è un dilemma. Prego segretario, lei diceva si possono trovare così tante risorse. Ma se le risorse si possono trovare bisognerebbe fare un ragionamento più generale che coinvolge anche il livello nazionale ma anche il livello regionale. Il livello nazionale è chiaro, dipende dalle scelte di bilancio che si fanno. Diceva Margherita prima, è un problema in tutta Europa e si sta tornando a politiche e vincoli di austerità che impediscono di investire, che investire vuol dire spendere risorse, ma per spenderne meno dopo in futuro, investire nel welfare. Investire nel welfare vuol dire investire nella sanità pubblica, investire nel sociale, nella protezione sociale. Oggi si sta tornando indietro, sono stati ripristinati i vincoli del patto di stabilità a livello europeo, si è deciso di investire invece in riarmo, in spese di riarmo, una quantità enorme di risorse finanziarie che tolgono soldi al welfare e le politiche di bilancio che ma sono state... forse è stata un po' una scelta vincolata. È vincolata, però è una scelta che è stata assunta anche a livello nazionale in questa ultima legge di bilancio e che per cui porterà a un'ulteriore contrazione di risorse per il welfare. Noi siamo assolutamente contrari e vogliamo modificare queste scelte e questi vincoli, ma anche a livello territoriale, guardi, non c'è il tempo per approfondirlo, ma di risorse disponibili già stanziate nelle leggi di bilancio passate a seguito della pandemia o poi per finanziare il DM77, le risorse del PNRR, ce ne sono. Noi intanto diciamo che quelle vanno utilizzate a pieno, senza ritardi e senza perdere, perché c'è anche il rischio di perdere se non si fanno gli interventi, se non si realizzano quegli interventi entro ormai tempi brevi, si rischia anche di perdere quelle risorse. E poi sulle emergenze di andare a pescare dove è possibile pescare, anche a livello regionale. Noi è anni che diciamo che sulle emergenze sociosanitarie, che sono anche spesso emergenze sociali, non a caso si intreccia il problema sanitario con quello sociale, di andare a recuperare risorse da chi ne ha di più. Stiamo chiedendo di ripristinare una progressività maggiore nel sistema fiscale, lo diciamo a livello nazionale, se non piace la patrimoniale magari ripristiniamo delle aliquote più elevate nell'IRPEF per chi ha redditi da
200.000, 300.000 euro in su, e ce ne sono, e qua a livello regionale ripristiniamo un'addizionale regionale, no, sui redditi più alti, che non vada a colpire né le persone più povere né le persone del ceto medio, insomma, ma parliamo delle persone che hanno redditi elevati, per avere quelle risorse almeno per gestire le emergenze per chi deve pagarsi la retta della casa di riposo che è aumentata e che è a livello insostenibile, l'emergenza per pagarsi un affitto che non riesce più certo, ci sono varie criticità a pagare, le emergenze per intervenire anche sul tema ambientale. Se dopo ho un attimo di tempo vorrei riuscire a svilupparlo, questo collegamento e questa coniugazione fra il tema salute e il tema ambiente. Lo dico, non a caso, noi parliamo delle priorità, quali priorità la CGIL propone a chi si candida al Consiglio regionale a governare di nuovo, a governare la Regione Veneto. Una delle priorità è rafforzare il sistema di prevenzione. Vale sia per la tutela della salute, e vuol dire programmi di screening, i servizi epidemiologici, vuol dire la sorveglianza sanitaria soprattutto sulle persone più fragili e esposte, vuol dire piani mirati per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nei settori e nelle attività più a rischio, vuol dire fare un piano regionale amianto che è da anni che manca in questa regione, e vuol dire fare dei piani specifici per ridurre i rischi di natura ambientale. Infatti vediamo una slide, quella successiva, che possiamo anche metterla in onda, che è l'investimento sulla prevenzione. Alle bonifiche sui siti inquinati, ce ne sono tanti in Veneto, da quello cronico di Porto Marghera a quello che è l'inquinamento, uno degli inquinamenti più alti, più elevati in Europa, insomma, che è quello l'inquinamento da FAS in un territorio vasto della regione, con tutto quello che ha determinato come contaminazione dell'ambiente e come danni alla salute della popolazione e dei lavoratori. Pensiamo agli interventi per garantire l'approvvigionamento di acqua pulita sicura in questi territori, e penso anche alla necessità di interventi normativi e anche come incentivi economici per ridurre progressivamente, se non eliminare, le tante sostanze tossiche e nocive che vengono usate nelle attività produttive, sia nell'industria sia in agricoltura. Pensiamo ai fertilizzanti, pensiamo alle sostanze chimiche. Ma tutto questo non si sta già comunque provvedendo? Sono voci di capitoli? No, perché basta vedere quello che c'è nel territorio, non si sta provvedendo adeguatamente, basta vedere quello che sta succedendo nel territorio veneto. Ho citato gli esempi da Porto Marghera a Vicenza e tutta l'area dei FAS derivante dalla vicenda della Miteni di Trissino, penso al glisofato usato e ai pesticidi usati in agricoltura, nella viticoltura, insomma, che sono tutte cose che hanno un legame strettissimo con la tutela della salute, perché la popolazione che vive in quei territori, chi lavora in quei territori e in quelle produzioni, chiaramente ha un rischio di ammalarsi molto più alto, e lo testimoniano la crescita continua di malattie derivanti da una parte da stress lavoro correlato e malattie professionali, dall'altro da vicinanza a fonti di inquinamento, sia nei luoghi di lavoro sia nel territorio, sono purtroppo tantissime. Ecco, serve un piano di prevenzione che vada a ridurre. Ma tutto questo non richiede ulteriori finanziamenti? No, richiede come ulteriori finanziamenti. Certo. Allora, Margherita Miotto chiede il suo intervento perché lei ha anche una precedente esperienza significativa. Finanziamenti di qua, finanziamenti di là, eccetera, sa benissimo che tasse di scopo, vabbè, non è che si possono fare, e soprattutto ricordiamo sempre quello che voi sapete bene, che gli italiani sono ormai ridotti la popolazione che guadagna meno in Europa in assoluto, tant'è vero che si cerca un po' di far leva sulla classe media per sollevarla da questa situazione di impasse critico. No, ma facciamo un ragionamento concreto. In questo momento in Veneto i veneti spendono oltre 3 miliardi per prestazioni private. 3 miliardi. E gli possono, quando ho detto 800 erotti euro a testa, mi riferisco a questo. Mentre un'addizionale sull'IRPEF, finalizzata per esempio al settore anziani, dello 0,5, per un reddito superiore a 75.000 euro, pesa per 10 euro al mese e dà un gettito
di 42 milioni all'anno. Allora, si dice che non si vuole mettere le tasse perché non si vuole gravare con 10 euro per chi ha 75.000 euro e poi ovviamente in su a seconda, secondo il criterio della progressività. Ma si tace sul fatto che i cittadini che possono pagare spendono 3 miliardi all'anno per spesa privata. Ma non sarebbe più ragionevole dire che una parte della spesa privata viene risparmiata da quei cittadini che la debbono sostenere, perché con una operazione di solidarietà pubblica si garantiscono quei servizi che i cittadini si devono comprare di tasca propria, in maniera naturalmente diseguale, perché non equa, perché non tutti ci arrivano, non tutti possono, non tutti hanno le possibilità per farlo. Allora, quando si fa un ragionamento macro di territorio, no, dobbiamo fare questa riflessione. In questo momento si spendono 3 miliardi in Veneto per prestazioni acquistate privatamente, perché il servizio sanitario non ce la fa, perché ci sono lunghe liste d'attesa, ecco, mentre con molto meno, se ci fosse una tassa di scopo, si risolverebbe un problema di domanda di salute che hanno ormai tutte le famiglie in Veneto e che riguarda la non autosufficienza. Segnalo che ci sono 10.000 richieste per entrare in RSA, 10.000 famiglie che hanno fatto la scheda SVAM per entrare. Questi 10.000 sono a casa in questo momento, a carico delle famiglie naturalmente, talvolta con una badante che li aiuta, con costi che non sono di poco conto, come tutti sappiamo, e che potrebbero, di questi 10.000, 3.000 non hanno neanche un intervento di natura domiciliare, nemmeno quel contributo minimo che c'è della ICD, che è l'impegnativa di cura domiciliare. 3.000 sui 10.000 non prendono niente. Ecco. O quasi il 40% delle persone che vengono accolte nell'RSA sono malate di Alzheimer o patologie della grande famiglia delle demenze. Ecco, allora ci rendiamo conto che la domanda oggi è questa qui, che occorre centri diurni innanzitutto, e poi pensare anche ovviamente a servizi residenziali, ma bisogna aiutare le famiglie, perché si svenano le famiglie per pagare la retta nelle case di riposo. Si chiamano centri servizio, ma insomma così ci capiamo meglio, ecco. Capito? Che sono servizi di grande qualità, sia chiaro, sono servizi di grande qualità, perché ci sono standard e sono indispensabili, altrimenti possiamo parlare noi di famiglia e di natalità. Se poi non risolviamo questi problemi, ho l'impressione che non si inverte anche questo andamento demografico che è così pesante come prima è stato detto da Nicoletta. Io la interrompo un attimo perché abbiamo la pubblicità, poi voglio dare la parola alla segretaria perché parliamo di non autosufficienza, quindi qui torna in gioco appunto il ruolo che ha il sindacato, lo SPCGL. Lei ha già, Margherita Minotto, introdotto bene alcune criticità, alcune tematiche che stanno particolarmente a cuore moltissimi ai telespettatori che ci stanno ascoltando. Qualche secondo, restate con noi.